Voleva far esplodere un centro commerciale a Verona in nome dell'ISIS. 22enne albanese radicalizzato, fermato all'aeroporto di Treviso, stava preparando un attentato, è stato espulso. In esclusiva il titolare della Global Investigazioni, l'agenzia incaricata dall'ULSS 2 di Treviso di indagare su alcuni dipendenti sospettati di infedeltà all'azienda. Tragedia in tangenziale di Mestre, all'altezza della Bazzera, un'auto a tutta velocità si schianta contro la cuspide che divide l'area di sosta dalla corsia di emergenza, morto sul colpo il conducente. Corsa clandestina tra una ventina di auto interrotta dall'arrivo della polizia locale e dei carabinieri, è successo a Castelfranco sulla Postumia. Licenziato da fuoco alla casa dove risiedeva, forse per vendetta, 45enne di Pieve di Soligo, arrestato dai carabinieri, ricoverato in psichiatria a Conegliano. Il licenziamento di 35 operatrici della cooperativa che assiste oltre 600 utenti fragili nel comune di Padova, fumata nera dell'incontro in prefettura. Frane sul Pelmo, la situazione è più grave di quanto si potesse immaginare. Ieri sera il sindaco di Borca di Cadore ha emanato l'ordinanza di chiusura dei sentieri nella vasta area a ridosso del versante nord-ovest della montagna. Benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione del Veneto, che apriamo con la cronaca, con una notizia che è arrivata ieri sera direttamente dai profili social del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Domenica scorsa, infatti, un giovane albanese radicalizzato è stato fermato all'aeroporto di Treviso. Secondo le indagini, stava preparando un attentato in nome dell'ISIS. Stava progettando di far saltare in aria un centro commerciale in provincia di Verona, in nome dei principi del fondamentalismo islamico ai quali aveva giurato fedeltà. Per questo domenica, non appena è sceso dal volo da Tirana con i genitori, è stato fermato all'aeroporto Canova di Treviso dalle squadre speciali della Polizia di Stato, che da tempo lo stavano monitorando. Si tratta di un 22enne albanese senza alcun precedente penale che vive nei dintorni della capitale del paese delle Aquile. Ufficialmente è venuto in Italia per raggiungere dei parenti in provincia di Pordenone per un periodo di vacanza. In realtà solo un tassello del piano che stava elaborando da tempo, fatto di un conto corrente dedicato utilizzato anche per raccogliere fondi, di social network attivi solo per la galassia estremista e di tante ricerche sia sulla possibilità di aderire all'ISIS che per fabbricare un ordigno esplosivo utilizzando materiale chimico normalmente in commercio per altri scopi. Ed è sulle sue navigazioni digitali che si è acceso l'interesse della rete della Polizia di Stato dedicata all'antiterrorismo. A far scattare il provvedimento di fermo la conferma che il giovane aveva già acquistato, grazie a dei versamenti fatti da alcuni coetanei ora sotto indagine, alcuni elementi per la preparazione della bomba all'apparenza innocui e che sarebbero già stati consegnati ai parenti friulani all'oscuro sia della sua radicalizzazione che dei progetti terroristici. Il 22enne, interrogato dalla Digos e dal nucleo immigrazione e antiterrorismo della Polizia di Stato, avrebbe minimizzato ogni cosa, ma questo non ha impedito la sua espulsione il giorno dopo con un provvedimento firmato dallo stesso ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che avrebbe anche attivato un canale dedicato al caso direttamente con il governo di Tirana. Plauso a tutti i livelli per la brillante e discreta operazione di polizia, a partire dal presidente della regione Alberto Stefani, che ha sottolineato come i percorsi di radicalizzazione si stiano diffondendo costantemente nel mondo digitale, dove i giovani sono i più esposti. Ancora più decisa la presa di posizione dell'eurodeputato leghista ed ex sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint. L'Occidente è sotto attacco, lo dico da tanti anni, e la radicalizzazione già in Italia, in Europa, si sviluppa purtroppo nelle moschee irregolari, sui social e adesso anche con arrivi mirati come quello di Treviso, e per questo diventa sempre più importante, la Lega lo dice da anni, il controllo delle frontiere, il controllo dei confini. Concetto su cui concorda il sindaco di Treviso Mario Conte, anche in relazione a quanto sta accadendo ai confini spagnoli. Quindi Schengen dovrebbe rimanere ancora per un po'? No, sono tutte situazioni che vanno monitorate con grande attenzione senza creare allarmismi, però è altrettanto vero che queste persone si spostano da un paese all'altro anche attraverso situazioni come quelle che abbiamo visto nelle scorse settimane in Spagna. Quindi dobbiamo alzare il livello di attenzione, tutti gli snodi di passaggio, che siano aeroporti, stazioni, ma ancora di più anche i centri di accoglienza. Tutte le persone che arrivano nel nostro paese devono essere monitorate in modo molto attento, professionale, come stanno facendo le nostre forze dell'ordine. La
difesa del territorio e la protezione delle nostre comunità deve essere prioritaria. Antonio De Antonis guida insieme al figlio Alberto la Global Investigazioni, l'agenzia incaricata dall'ULSS 2 di Treviso di indagare su alcuni dipendenti sospettati di tenere comportamenti infedeli. Per la prima volta dall'inizio della bufera mediatica accetta di parlare ai nostri microfoni e chiarisce molti aspetti del suo lavoro. Ho fatto l'investigatore privato da 30 anni a questa parte, sempre nella riservatezza, sempre standomene al mio posto e senza eccedere in nessun caso. Questa volta ho sentito il dovere di saltare fuori perché sta esplodendo una bomba di paglia intorno a me e che sta anche riducendo il nostro lavoro. Un polverone, quello sollevato a Treviso attorno all'incarico commissionato dall'ULSS 2 per controllare i comportamenti di alcuni dipendenti sospettati di violare le regole, che ha spinto l'investigatore privato Antonio De Antonis a rilasciare un'intervista esclusiva ai nostri microfoni per spiegare l'accaduto partendo dal risultato finale. Io e tanti miei colleghi in questi giorni stiamo ricevendo disdetta di appuntamenti da tante aziende pubbliche che avevamo contattato e comunque chi ci guadagnerà saranno i furbetti che da oggi in poi, avendo tutti paura di fare questi lavori, potranno tranquillamente timbrare, andarsi a fare i fatti loro, andarsene magari in spiaggia, mettersi in 104 e andarsene a giocare a padel tranquillamente, che sanno che da oggi in poi non li pedina più nessuno perché tutti avranno paura di incaricarci di fare il nostro lavoro. La licenza concessa dallo Stato, eccola qui, autorizza a lavorare per enti pubblici e aziende private. Non capisco dove sia l'illegalità, cioè un dirigente che ha notizia di abusi da parte di dipendenti, incarica un'agenzia investigativa autorizzata dallo Stato, qual è la notizia? Penso che ci sia una regia strana dietro. Una professionalità, quella degli investigatori, che impone di non rivelare nulla dell'incarico svolto. Sarei perseguito penalmente per infedeltà professionale, poi sono votato alla riservatezza come giustamente il mio lavoro impone. I dati che mi vengono dati sono quelli necessari all'espletamento dell'attività che mi viene richiesta. Mai esistito che spiamo tutto l'ospedale, mai esistito che spiamo tutti, perché ho 6 dipendenti, ci vorrebbe tutta la CIA forse per spiare tutta la USL di Treviso. E a proposito di privacy, una volta consegnati i rapporti commissionati all'investigatore non resta nulla. Tutto quello che c'è su quelle persone nei nostri file in ufficio, come previsto dal GDPR della legge sulla riservatezza, vengono cancellati. Cioè io non ho più traccia di niente dei lavori fatti. Tutti si sentono spiati, ma non sono certo lavoratori scelti a caso. Sono stati fatti 10, 11, 12, 13 lavori mirati perché avevano dei fondati sospetti, perché deve avere un fondato sospetto chi ci incarica. Quanto alla cifra stanziata, De Antonis risponde che le tariffe sono imposte dalla prefettura e che i 130.000 euro all'anno sarebbero una cifra equivalente a quella necessaria se si utilizzassero carabinieri o altri agenti di polizia, liberi invece di fare altro. Impossibile invece avere notizie sull'esito dell'indagine. La scelta la fa il cliente, io come le ho detto prima non posso parlare dei lavori che ho fatto, non posso perché me lo impone la legge di non farlo e anche la deontologia professionale, ci mancherebbe altro. E adesso queste persone saranno rese pubbliche, beh, questo è un problema che non riguarda me, riguarderà chi sta scatenando questa bufera. Inviati gli ispettori della regione, si attendono gli esiti in pochi giorni. Penso che fanno bene perché comunque verificare se tutto è stato fatto a norma di legge, se tutto è fatto nei termini della salvaguardia della privacy, se tutto è stato fatto per bene, penso che sia giusto, corretto, perché comunque parliamo di denaro pubblico. Ancora la cronaca con il drammatico incidente di questa mattina lungo la tangenziale di Mestre all'altezza della Bazzera. Infatti un'auto a tutta velocità si è schiantata contro la cuspide che divide l'area di sosta dalla corsia di emergenza. Morto sul colpo un 44enne di Peraga. Una piccola curva presa senza girare il volante, nessun segno di frenata. Erano circa le 8:40 del mattino quando la Panda grigia guidata da un 44enne di Pianiga si è schiantata a tutta velocità contro la cuspide di protezione che separa la carreggiata principale della corsia di rientro dell'area di sosta di Bazzera Nord lungo la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Uno scontro a tutta velocità, l'auto che finisce la sua corsa incastrata nel guardrail. Per l'uomo alla guida l'impatto è stato fatale.
La vittima è Alberto Pinton, 44 anni, panettiere e pasticcere a Pianiga, dove risiedeva. Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture. Il 44enne era da solo alla guida. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dai passanti e da chi in quel momento era nell'area di sosta, i sanitari del SUEM 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Con loro anche i vigili del fuoco che hanno liberato la salma dalle lamiere, rimasta incastrata nell'auto, e messo in sicurezza l'area con l'aiuto della polizia e degli ausiliari del traffico di Autostrade Alto Adriatico. Alla Polizia Stradale il compito di eseguire i rilievi di legge per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire se all'origine dello sbandamento ci sia stato un malore improvviso, un colpo di sonno o una manovra sbagliata. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Con il restringimento delle corsie si sono accumulati chilometri di rallentamenti e code. Le operazioni di messa in sicurezza e riapertura della corsia interessata dal sinistro hanno impiegato circa 3 ore. A portare la notizia della morte ai familiari del 44enne anche il sindaco di Pianiga, Massimo Calzavara. Questa mattina, assieme alla Polizia Stradale, ho dato la tragica notizia della dipartita di Alberto alla famiglia. In circostanze come queste non posso che unirmi al dolore della famiglia nel ricordo della bella persona che era Alberto, persona pulita, educata e gentile. Corsa clandestina tra auto interrotta dall'arrivo della polizia locale e dei carabinieri. È successo nella notte tra sabato e domenica a Castelfranco Veneto, lungo la Postumia. Indagini sono in corso per identificare sia gli organizzatori ma soprattutto anche i partecipanti. I motori rombanti pronti a partire, gli spettatori assiepati sulla rotonda per guardare lo spettacolo. È una vera e propria corsa clandestina, quella che nella notte tra sabato e domenica la polizia locale ed i carabinieri hanno interrotto a Castelfranco. È il cuore della notte. Sulla Postumia romana ci sono una ventina di auto coinvolti in una gara. Le macchine ed il pubblico di numerosi ragazzi creavano una situazione di potenziale grave pericolo sia per la circolazione stradale sia per gli astanti che potevano essere travolti dalle auto. All'arrivo delle forze dell'ordine, 2 pattuglie della polizia locale, una gazzella dei carabinieri, c'è stato un fuggi-fuggi generale, ma diversi conducenti sono stati fermati ed identificati. Ora le indagini continuano per arrivare all'identificazione anche degli altri partecipanti, per accertare le responsabilità e procedere nei confronti di chi ha partecipato ed organizzato il raduno clandestino. Sotto la lente i numerosi filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale che hanno immortalato le targhe delle auto. Licenziato da fuoco alla casa dove risiedeva, forse per vendetta, un 45enne di Pieve di Soligo è stato arrestato dai carabinieri e ricoverato in psichiatria a Conegliano. Ho visto solo le fiamme che uscivano dalla finestra della casa e quindi ho chiamato non i carabinieri ma i vigili del fuoco, perché avevo paura che si propagasse, visto che comunque erano già abbastanza alte. Verso che ora era? Non so, sono state verso le 8:30, 9 forse. La prima a dare l'allarme ai vigili del fuoco è stata questa residente, dirimpettaia anche se a buona distanza dal civico 53 di via Caldella, che ha visto le fiamme uscire dall'abitazione. Sul posto l'immediato intervento dei vigili del fuoco di Conegliano ha scongiurato danni maggiori, ma sono stati poi i carabinieri a ricostruire una vicenda che per il momento ha un solo responsabile. Si tratterebbe di un uomo di 45 anni, già con qualche precedente di carattere psichiatrico, che avrebbe dato fuoco all'abitazione dove risiedeva per una sorta di vendetta. Sarebbe infatti stato licenziato dalla cooperativa Il Sorriso di Montecchio Maggiore, per la quale lavorava, prestando la sua opera in appalto anche alla casa di riposo di Pieve di Soligo, dove comunque era conosciuto. La direzione della casa di riposo ci ha fatto sapere che l'uomo non era da loro direttamente assunto e che la casa incendiata non era nemmeno di loro proprietà. Ci hanno anche detto che si riserveranno di mandare un comunicato per chiarire l'intera vicenda, mentre la cooperativa Il Sorriso si è trincerata dietro un no comment. L'uomo sarebbe stato poi visto allontanarsi a piedi da alcuni residenti della zona con un trolley, degli effetti personali e una bottiglia di birra in mano, ed è stato poi immediatamente rintracciato dai carabinieri, che lo hanno arrestato e condotto all'ospedale di Conegliano, dove è stato ricoverato nel reparto psichiatrico. Le operazioni di bonifica della casa sono invece andate avanti sino a notte inoltrata.
E ci spostiamo a Belluno, dove una truffatrice si è spacciata per poliziotta, ha raggirato una 94enne e le ha portato via denaro, gioielli e perfino la fede nuziale. Ma la fuga è durata poche ore. Una 43enne originaria del Napoletano è stata infatti intercettata dai carabinieri. Una telefonata alla voce di un falso appartenente alle forze dell'ordine e una storia inventata per mettere paura. Il cliché è rodato. Un furto in città, 3 persone in fuga a bordo dell'auto dell'anziana, servono controlli immediati su soldi e gioielli. È così che una bellunese di 94 anni della Pieve Cassionese è stata raggirata nel pomeriggio di sabato scorso. Alla porta della sua casa si è presentata una donna dicendo d'essere una poliziotta. Modi affabili, tono rassicurante. La linea telefonica dell'anziana è rimasta occupata dal complice, mentre la falsa agente è entrata in azione. La 94enne ha consegnato denaro e preziosi, ma la malvivente non si è accontentata. Prima ha aperto armadi e cassetti, poi ha rovistato in casa in cerca di altri oggetti di valore. Tra quelli finiti nelle sue mani anche la fede nuziale dell'anziana, un ricordo dal valore ben più grande di quello economico. Poi la fuga fulminea. Ma questa volta il copione si è interrotto prima del previsto. I carabinieri del nucleo investigativo di Belluno, informati dell'accaduto, si sono messi sulle tracce della donna individuata nel giro di poche ore su un treno mentre cercava di lasciare la provincia. Si tratta di una 43enne di origine napoletana con qualche precedente. I militari l'hanno perquisita e addosso e tra i suoi effetti personali sono stati ritrovati il denaro e i gioielli appena sottratti, oltre al cellulare della vittima. Recuperata anche una patente falsa e altri beni sulla cui provenienza sono in corso accertamenti. La rifurtiva è stata restituita integralmente alla 94enne, la truffatrice è stata invece denunciata a piede libero. L'operazione arriva a pochi giorni da un altro intervento dei carabinieri che hanno bloccato 2 trasfertisti napoletani sospettati di muoversi tra Bellunese e Trevigiano alla ricerca di possibili vittime. Dai carabinieri arriva l'appello a non abbassare la guardia. Nessun vero appartenente alle forze dell'ordine chiederà a domicilio soldi e gioielli per effettuare controlli. Di fronte a telefonate sospette, la raccomandazione è una sola: chiamare subito il 112. La polizia locale di Venezia è riuscita a identificare e denunciare l'uomo ritenuto responsabile di aver ferito al viso con un coccio di vetro un giovane del Miranese durante una rissa a Piazzale Roma. È stato rintracciato, identificato e denunciato per aver ferito un giovane milanese durante una rissa avvenuta a Piazzale Roma poco più di un mese fa. Le indagini della polizia locale di Venezia hanno infine stretto il cerchio attorno ad un uomo di origine nordafricana, ora accusato di aver colpito un ragazzo ad una guancia, probabilmente con un coccio di vetro, provocandogli una ferita che aveva poi richiesto diversi punti di sutura all'ospedale dell'Angelo di Mestre. I fatti risalgono al 5 luglio, quando verso le 3 di notte una pattuglia della polizia locale si imbatteva nei pressi di Piazzale Roma in un giovane con una vistosa ferita sanguinante alla guancia destra. Assieme a degli amici, tutti tra i 19 e i 22 anni, il ferito era intervenuto a difesa di una donna che stava venendo importunata da un gruppo di nordafricani. Era scoppiata una rissa in cui ad avere la peggio era stato il ragazzo ferito alla guancia. Già la notte del 7 luglio, un'operazione mirata tra Campo Santa Margherita e Piazzale Roma aveva permesso alla polizia locale di rintracciare 4 nordafricani coinvolti a vario titolo nella rissa. Tra loro non c'era ancora quello ritenuto responsabile del ferimento, ma oramai la strada delle indagini era segnata. Nel periodo seguente sono partite una serie di ricerche coordinate che la notte scorsa hanno portato all'identificazione e alla denuncia dell'uomo. E un cittadino cinese di 46 anni, già condannato in passato per spaccio ed evasione, è stato scoperto dalla Polizia di Stato di Padova mentre tentava di ottenere un permesso di soggiorno con un documento ucraino contraffatto. Tutto nasce da una domanda presentata a gennaio di quest'anno allo sportello immigrazione della Questura di Padova. L'uomo chiedeva un permesso di soggiorno per emergenza ucraina, esibendo un titolo di protezione umanitaria che sembrava rilasciato dalle autorità ucraine nel 2021 e con validità 10 anni. Ma qualcosa agli occhi degli agenti non tornava. Convocato per un controllo più approfondito, il documento veniva sottoposto agli esperti del gabinetto interregionale di polizia scientifica che ne accertavano la totale falsità.
Non era la prima volta che il 46enne di origine cinese aveva problemi con la giustizia italiana. È entrato regolarmente nel 2002 con un permesso per lavoro. Nel 2006 era stato condannato a 2 anni e mezzo per produzione e spaccio di stupefacenti e l'anno successivo anche per evasione, dopo essersi allontanato dai domiciliari. Nel 2008 era stato espulso dall'Italia con un divieto di rientro di 10 anni. Rientrato lo scorso gennaio, una volta scaduto il divieto, l'uomo avrebbe dunque provato a costruirsi una nuova posizione regolare sfruttando la crisi ucraina con un documento rivelatosi però falso. Per il questore di Padova, Marco Dorisio, la scelta è stata netta: il rigetto immediato dell'istanza e provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Il 46enne è stato arrestato ed imbarcato su un volo diretto da Venezia a Pechino per essere riconsegnato alle autorità cinesi. Ed ora la vicenda del licenziamento di 35 operatrici della cooperativa che assiste oltre 600 utenti fragili nel comune di Padova. Fumata nera dall'incontro in prefettura. I sindacati chiedono che tutte le lavoratrici vengano riassorbite. La cooperativa non ci ha fornito garanzie sufficienti, si è esposta rispetto alle retribuzioni di luglio, ma non lo ha fatto nei confronti delle retribuzioni di agosto e dei TFR che spettano ai lavoratori. Ancora una fumata nera, fallito l'ennesimo tentativo di conciliazione in prefettura tra la Coop Servizi FVG e le 35 lavoratrici che il 3 agosto hanno ricevuto la lettera di licenziamento con decorrenza 31 agosto. Non ci sono solo i loro destini in gioco, ricordano le operatrici che con gli anziani soli e i soggetti fragili del comune lavorano da oltre 25 anni, come Lucia Spinelli e Silvia Lazzari. Tanta amarezza, delusione, sia personale che per quanto riguarda anche gli utenti, perché sono utenti che hanno bisogno di noi. Noi cerchiamo in tutti i modi di sostenerli un pochettino, di tranquillizzarli, però certo è stata una bella batosta. Preoccupano gli stipendi, preoccupa il mancato versamento del fondo pensione, preoccupa anche l'annuncio che non saranno restituiti alle lavoratrici i 750 euro dovuti della quota societaria versata. E noi da almeno 6 mesi, almeno dal 25 di marzo del 2026, dove c'è stato l'ultimo incontro in prefettura con la mancata conciliazione, abbiamo avvisato appunto la stazione appaltante, cioè il comune di Padova, che secondo noi la cooperativa non avrebbe retto nei prossimi mesi. I segnali c'erano già stati da tempo, stipendi pagati in ritardo di qualche giorno, poi di una settimana, poi rateizzati, e solo con l'intervento poi del comune e della prefettura la cooperativa per un paio di mesi si sistemava e cercava di regolarizzare il tutto. Adesso chiederemo comunque un incontro al comune di Padova per capire il proseguo della situazione. Attualmente è pubblicato una gara che dovrebbe concludersi il 18 di agosto e vogliamo rassicurazioni rispetto all'impiego di queste persone nel nuovo appalto che verrà. Il rischio che non ci siano aziende che si presentino è molto alto, dato anche il fatto che i tempi sono strettissimi, siamo nella settimana di Ferragosto, non dimentichiamolo, e che l'apertura della procedura straordinaria sarà il 18 di agosto, quindi vuol dire che ci sarà poco più di una settimana per poter verificare chi ha fatto l'offerta migliore, poter poi affidare l'incarico e sperare che ci sia l'applicazione della previsione del codice degli appalti, perché tutto il personale possa essere passato da una parte all'altra con i loro livelli, con le loro scadenze anzianità. La data fondamentale adesso è quella del 18 agosto. Intanto per le lavoratrici e i loro assistiti resta l'incertezza. Seguiamo dei casi anche da 5-6 anni, quindi entriamo apposta in queste famiglie, nella realtà di queste persone, quindi siamo un po' affezionate, sono un po' nonnini nostri e sono quelli che giustamente soffrono di più. Siamo ancora molto in bilico, speriamo che ci sia questa opportunità di continuazione, visto che dopo 20 anni nel territorio questo lavoro insomma a noi ci piace molto. Arrivano nuove indiscrezioni che riguardano Adriano Cappellari. Sarebbe infatti sua la mano dietro la lettera anonima che ha convinto l'amministrazione comunale ad annullare l'incontro con il giornalista Sigfrido Ranucci in programma ad agosto. Una lettera anonima consegnata al fornaio di Enego con l'intestazione dell'Agenzia delle Entrate e con una minaccia piuttosto chiara.
Fate saltare l'appuntamento con Ranucci oppure facciamo saltare lui. E l'appuntamento con il giornalista conduttore di Report, al centro in queste ore delle notizie di cronaca nazionali per l'arresto del suo amico Walter Lavitola, salta davvero. Dietro tutto questo ci sarebbe nuovamente la mano di Adriano Cappellari, il giovane aspirante giornalista di Enego indagato per simulazione di reato, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato per l'attentato incendiario alla sua abitazione avvenuto il 30 maggio scorso. Cappellari ha già ammesso le sue responsabilità tanto per una serie di lettere minatorie che si era spedito da solo quanto per l'attentato, rivelando al PM del Tribunale di Vicenza l'architettura del suo piano. E durante l'interrogatorio di venerdì nel comando dei carabinieri del capoluogo berico avrebbe ammesso anche di aver scritto e spedito la lettera che ha fatto annullare l'evento culturale con Ranucci a Enego in programma dopo Ferragosto. Il suo avvocato Roberto Rigoni Stern non conferma la circostanza perché ci sono indagini in corso. Il sindaco di Enego Marco Frison in queste ore non è raggiungibile, ma in paese più di qualcuno ammette che la notizia non è poi così clamorosa, visti i pregressi. Resta da capire se e come questa novità, se dovesse essere confermata, possa influire sulla situazione già complessa di Cappellari e sul percorso che dovrebbe portarlo lontano dal paese a una nuova vita. Ranucci sarà comunque ad Asiago il 20 agosto per un altro incontro con i cittadini, già organizzato da tempo, mentre quello di Enego è stato annullato. E ora sappiamo anche perché, motivando la cancellazione con la necessità di dare serenità a una comunità già provata. Ed ora il caldo che non dà tregua, temperature che anche oggi sulla pianura veneta hanno superato i 37 gradi con disagio intenso su tutte le aree. Per questo la Protezione Civile regionale ha confermato anche per domani l'allerta gialla su tutto il territorio. Il tempo sarà stabile, ma sui rilievi saranno possibili rovesci temporali che potrebbero essere anche intensi. Ed ora la frana, anzi le frane sul Pelmo, la situazione è più grave di quanto si potesse immaginare. Ieri sera il sindaco di Borca di Cadore ha emanato l'ordinanza di chiusura dei sentieri nella vasta area a ridosso del versante nord-ovest della montagna. Questa mattina abbiamo fatto insieme ai Vigili del Fuoco un sopralluogo con l'elicottero e la situazione sembrerebbe un po' più grave rispetto a quella che ci immaginavamo e quindi adesso stiamo valutando se effettivamente di ampliare ulteriormente la zona di pericolo. A mali estremi rimedi, è della scorsa serata la decisione del sindaco di Borca di Cadore di interdire l'accesso a escursionisti, alpinisti, frequentatori della montagna e altri utenti della rete sentieristica, ad eccezione degli operatori dei mezzi di soccorso, a tutti i sentieri minori del versante nord-ovest del Monte Pelmo. Restano al momento esclusi i sentieri 472 che collega il Passo Staulanza ai rifugi Venezia e Città di Fiume e il 480, il Flaibani, che collega il rifugio Città di Fiume e il Passo Staulanza alla Forcella Valdarcia e al rifugio Venezia. Una nuova ricognizione compiuta nelle prime ore della giornata dall'elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia con il supporto a terra dei pompieri del distaccamento volontari di Borca di Cadore ha rilevato, se possibile, una situazione ancora più grave. Il sindaco Luca Olivotto, a bordo dell'elicottero, ha potuto così valutare direttamente il movimento franoso e l'estensione dell'accumulo di materiale roccioso. Con tutti i vari crolli che ci sono stati, diciamo che si è andato ad accumulare anche molto materiale sui ghiaioni, avvicinandosi sempre di più ai vari sentieri che al momento però sono rimasti aperti. In più abbiamo notato durante il sopralluogo che comunque nonostante l'ordinanza c'erano 2 persone, quindi ecco, insomma, diciamo che noi l'ordinanza ovviamente l'abbiamo fatta, però bisognerebbe anche rispettarla. L'invito reiterato a tutti i frequentatori della montagna è di non avventurarsi nell'area che è indicata anche nell'ordinanza con apposita mappa e che è stata esposta all'attacco dei sentieri. Resta poi implacabile la preoccupazione proiettata al futuro prossimo, quando le piogge potrebbero mettere in moto l'enorme quantità di materiale che si sta depositando ai piedi del Caregon del Padre Eterno. Stiamo cercando di capire come, diciamo, ampliare a 360 gradi un qualcosa che copra definitivamente una volta per tutte un'area che comunque bisogna dire
negli ultimi anni risulta essere fragile e pericolosa in tutti i sensi, dai crolli alle colate. Ed è tutto per quello che riguarda l'edizione regionale del nostro TG. Dopo la sigla, naturalmente, le previsioni del tempo. Arrivederci.